Bel successo di pubblico per la prima edizione della Christmas Cup, torneo under 16 femminile che si è svolto sabato 27 dicembre a Limena in provincia di Padova. Nei due impianti coinvolti si sono sfidate per tutta la giornata 6 formazioni. La Christmas Cup nasce soprattutto dalla voglia di collaborazione tra 2 o 3 società della provincia di Padova, l'Elite Volley neonata tra la fusione tra Limena e il Vigo d'Arzere, il Vintage Volley che è la fusione tra l'ex Fulgor AG e il Villa Volley 2007 e il Vigonza Volley. È un torneo appunto per riempire innanzitutto lo spazio che rimane libero da quello che sono le festività natalizie, quindi quello che sono i campionati che si fermano. Dall'altro punto di vista era la voglia di creare un evento per una categoria giovanile come l'Under 16, tuttora che rimane vacante a Padova per quello che è la pausa natalizia, con la voglia di buttare nelle basi per quello che potrebbe essere un torneo anche ad ampio più respiro, quindi con delle squadre di tipo nazionale se non anche internazionale. In campo Elite Volley, Vintage Volley e Vigonza con le loro 2 selezioni, l'Alta Volley, la selezione del 14 di Padova ed il Megius. A vincere la prima Christmas Cup è stata l'Alta Volley. È stata una bella esperienza, innanzitutto ringraziare l'organizzazione perché comunque avere la possibilità di disputare dei tornei anche al di fuori di quella che è l'attività ufficiale è sempre buona cosa, soprattutto per le ragazze perché è un'opportunità di crescere in più. L'organizzazione è stata buona e avere un'intera giornata per giocare secondo me è ideale. Seconda classificata la selezione A di Elite, Vintage e Vigonza, una squadra voluta dalle 3 società. C'erano 5 ragazze che venivano dalla società Vintage, 4 che venivano dalla società Limena e 3 dalla società Vigonza. È stata un'esperienza di sicuro positiva sia per me come tecnico con la possibilità di confrontarmi anche con gli altri allenatori e di sicuro anche per le ragazze che sono riuscite in poco tempo a creare un gruppo e un affiatamento che non pensavamo fosse possibile. Andiamo a capire allora come hanno lavorato nel periodo prenatalizio le ragazze della selezione Elite, Vintage, Vigonza. Intanto abbiamo fatto 4 allenamenti dove insieme ad altre società hanno scelto delle atlete hanno fatto 2 squadre, una squadra A e una squadra B e ci hanno portato a questo torneo dove abbiamo affrontato altre squadre e bisogna fare la partita composta da 3 set, chi ne vinceva 2 passava e è stata un'esperienza secondo me bella che ti può aiutare anche a conoscere altre persone che con queste devi imparare a giocare in una squadra anche non conoscendoci. A confermare l'ottima idea per quanto riguarda la realizzazione della Christmas Cup di Limena è la selezionatrice provinciale di Padova. Soprattutto nel periodo di Natale, siamo un po' sguarniti, siamo un po' carenti e iniziative del genere sono sempre ben accette e ben viste perché sapete anche che durante il periodo natalizio le palestre disponibili per allenarsi sono poche, le opportunità sono poche, le ragazze lo stesso. Quando vengono queste occasioni che aiutano ancora di più a far squadra, a gestire comunque un periodo morto, sono sempre ben accette, anzi se ce ne fossero di più penso che sarebbe meglio. Fra l'altro è stata premiata miglior giocatrice dell'intero torneo una ragazza della selezione provinciale Under 14, 2 anni più giovane rispetto alle altre partecipanti al torneo. Sì, sono molto contenta, soprattutto perché c'erano giocatrici più grandi di me, io insomma ero una delle più piccole. Erano molto brave tutte le squadre, anche tutte le atlete, ce n'erano alcune veramente forti. Le società Elite Volley, Vintage e Vigonza hanno schierato anche una selezione B per dare la possibilità ad un altro nucleo di ragazze di confrontarsi assieme. La selezione è avvenuta in questo modo, ci sono stati alcuni allenamenti, abbiamo fatto un 3 lunedì di allenamenti tutti assieme fra le 2 selezioni per poter amalgamare il gruppo, visto che comunque sono giocatrici che non si sono mai conosciute e appunto giocano in squadre diverse che sono appunto il Vigonza, sono l'Elite e l'altra che è il TG, Villafranca TG, la fusione fra quelle 2 società. E con questi lunedì abbiamo cercato di amalgamare il gruppo e dividere queste 2 selezioni con le quali poi abbiamo affrontato questo torneo assieme, insomma. Ma andiamo a conoscere da vicino le società organizzatrici del torneo. Oltre all'Elite Volley, nata dalla fusione del Limena e del Vigo d'Arzere, ecco il Vintage Volley. Si tratta di una collaborazione tra 2 società del territorio di Villafranca Padovana, la Fulgor TG di Tagi di Sopra e il Villa Volley 07 di Villafranca Padovana.
Era un paio d'anni che lavoravamo assieme congiuntamente e quest'anno siamo arrivati al matrimonio di creare una nuova società che si chiama Vintage Volley. E la neonata società del vintage coglie già i primi frutti: utilizzo ottimizzato degli impianti ed un numero elevato di atlete. Usiamo meglio le palestre e abbiamo in totale 230 atleti tesserati delle varie società e possiamo fare un ottimo lavoro di qualità. Abbiamo tutti i campionati dall'Under 16, 14, 13, 12, in più abbiamo la prima, la seconda e la terza divisione femminile e con questo sicuramente nei prossimi anni, il prossimo futuro sarà un lavoro di qualità e un po' meno di quantità. La terza società coinvolta nella collaborazione è il Vigonza, che in particolare schiera in campo l'Under 18, che è un mix di atlete di Limena e Vigonza. Quest'anno abbiamo iniziato una collaborazione con l'Elite Volley, con la nostra Under 18 femminile e facciamo il campionato assieme. È una collaborazione che secondo noi è abbastanza costruttiva anche per le ragazze, sia per le ragazze del Vigonza che hanno realtà diverse insieme con altre ragazze e sia anche per l'Elite Volley. Il campionato sta andando molto bene, siamo arrivati terzi e abbiamo l'ultima partita qua l'11 di gennaio e poi iniziamo appunto a fare i concentramenti appunto per le categorie provinciali, per le finali. E ne siamo molto contenti, le ragazze sono anche ambientate anche assieme, si trovano anche fuori dal campo di pallavolo e secondo me è utile per le nostre ragazze e anche per la nostra società. Anche Vigonza ha deciso di collaborare per crescere. La società parte ora da una base di quasi 100 ragazze. La pallavolo Vigonza saranno una quindicina d'anni che è nel territorio e abbiamo circa una novantina di tesserati. E cominciamo con il mini volley che ha circa una 25 atlete, e poi passiamo all'Under 12, poi abbiamo anche un Under 14, un Under 16 e abbiamo l'Under 18 che collaboriamo con l'Elite Limena e abbiamo anche la prima divisione che quest'anno insomma sta facendo anche dei buoni risultati. In sostanza, fra Elite, Vintage e Vigonza giocano a pallavolo circa 500 ragazze. Le società rimangono separate nominalmente, ma in atto un avvicinamento importante. Allora, collaborare non è così facile come sembra. Ogni bandierismo rimane sempre abbastanza radicato nelle società. Si cerca sempre di fare la squadra propria nel proprio comune, si cerca sempre di dire prestami tu le atlete. Quest'anno va molto bene per esempio una collaborazione col Vigonza. Elite dal canto suo ha messo a disposizione 5 atlete come ha fatto anche il Vigonza. La squadra si chiama Elite Volley Vigonza, quindi ha entrambi i blasoni che possono essere portati per Padova. Si allena un po' a Limena, un po' a Vigonza, così gli spostamenti sono anche meno dolorosi per le famiglie e per le atlete. Gioca a Vigonza in tutto il rispetto di quello che è appunto la collaborazione. Il nostro obiettivo non è l'interesse nel fare la squadra più forte, il nostro interesse è quello di riuscire ad allenare meglio queste ragazzine, qualunque esso sia il comune, qualunque essi siano i mezzi per poterlo fare.